Dal 1 luglio la maggioranza degli utenti passerà al mercato libero anche dell'energia elettrica. Questo significa che il prezzo dell'energia sarà deciso dall'andamento dei mercati e non più disposto dall'autorità. Un passaggio delicato per gli utenti che dovranno scegliere autonomamente il proprio fornitore di energia. Ecco perché il sindacato SPI-CGIL raccomanda una particolare attenzione. Prima di tutto bisogna stare attenti al tipo di contratto che si va a firmare. Ora di norma propongono o il contratto a canone fisso oppure a tariffa fissa oppure a tariffa variabile. Noi consigliamo la tariffa fissa perché la tariffa variabile in un primo momento viene offerta con un prezzo più basso rispetto a quella fissa, però è chiaro che è soggetta al mercato e quindi può aumentare di punto in bianco rispetto alla condizione. L'altro elemento che bisogna stare attenti è quello della durata del contratto e verificare che non sia prevista la penale nel caso io volessi cambiare. Quindi uno potrebbe benissimo uscire quando ritiene opportuno da questa condizione, uso sto termine, e scegliersi chi ritiene più opportuno come operatore. Dal 1 luglio quindi la maggior parte delle forniture passeranno al mercato libero, ma per 36 mesi sarà garantita la possibilità di cercare un fornitore vantaggioso mantenendo delle tariffe stabilite. Tuttavia, come ricorda lo SPI-CGIL, per alcuni cittadini il servizio di maggior tutela continuerà a valere. Sono i clienti vulnerabili, persone di età superiore a 75 anni, chi riceve il bonus energia, persone disabili, abitanti delle isole minori, persone in emergenza abitativa e chi si trova in gravi condizioni di salute. Queste persone, se hanno già scelto il mercato libero, possono rientrare nel mercato di maggior tutela, basta entrare alla domanda che è prevista allegando la documentazione e quindi questi rientrano e l'azienda ha l'obbligo di mettere nel contratto di maggior tutela. E le altre categorie che non rientrano in quelle protette, se non hanno fatto scelte nel mercato libero di un'azienda che loro ritengono confacente alla loro richiesta, a quel punto lì rientrano automaticamente nel mercato a tutela crescenti. Viene assegnato un operatore che è stato scelto con un bando da parte dell'ARERA e nel territorio di Rovigo e di Padova è l'ERA come soggetto che è stato scelto e quindi rientrano all'interno di questa compagnia.